Sì, pronto, mi dica, buongiorno. Ma veramente ha suonato il telefono a casa mia? Chi voleva? No, scusi signora, ha suonato a casa mia. E io ho risposto in questo momento al telefono, ho sentito lei che diceva allora pronto. si vede che c'è un contatto. C'è un contatto? Sì. Ma strano, ha suonato anche da lei? Sì. Oddio mio, ma è stranissimo questo. Ma è successo, signora? Lo so, anch'io, infatti sono venuta per rispondere. Vabbè, speriamo non succeda più, eh? Ma speriamo. Buongiorno. O un risuccede subito. Ora mi è venuta questa. Ma insomma. No, o un risuccede subito. Sono quelle cose che possono anche succedere, sì. Sì, come no, aspetta, che il numero, la signora sta facendo il mio numero, ma non lo so, può darsi, perché non appena ne tira su, io dico 1, 2, 3. Pronto? Sì, mi dica pronto. Come? Buongiorno. Pronto? Sì. Sì, mi dica. Chi parla? Devo dire se chiama qui. Abbia pazienza. No, come chiama qui? Io sono stato chiamato. Ma lei piglia per il culo. È già la seconda volta che vengo chiamato. Cioè, io tiro su prima una signora. Pronto? Sì, era mia moglie ha risposto. Ora ho risposto io. È sempre la stessa famiglia? Sono al telefono qui che devo fare. No, scusi, ma ha suonato anche a me il telefono, non dica che io la prendo in giro perché. Abbia pazienza, due volte chiama e dice pronto, chi parla? Ma anche io sono nella stessa condizione, signore, io dico pronto perché mi squilla il telefono, tiro su e sento che c'è una persona. Allora lasciamolo giù tutte e due. No, lasciamolo giù, io aspetto una telefonata importante, io allora riattacco. Che devo fare? Io devo lasciare suonare? Non lo so, che deve fare? Signore, io non so che deve fare, io so solamente che quando mi squilla io te rispondo, capito? Ha capito? Dato via? Va bene. Questo era già un pochino più acre, la donna molto gentile, e con lei sono stato gentile, ma con lui nessuna pietà. Adesso io sarò da lui richiamato. Certo, sarò da lui. Porca miseria, se sono subito. Urca beh. Sì, ecco che sto per essere richiamato. Pronto? Pronto? Ma che è sempre lei? È 2 ore che suona al telefono. Che a me mi suona, io tiro su. Ma abbia pazienza, ma lei mi sta facendo gli scherzi stupidi, sa? E ora basta! Tutto rincoglionito. No, rincoglionito a me. Ricoglionito sarà a lei. Purtroppo questo viziaccio ributta giù. È un vizio assurdo, il vizio assurdo. Sì, effettivamente, è il vizio assurdo. Sì. Sì. E io l'ho richiamato, anzi lui sta richiamando me. Non c'è verso. Quest'uomo è particolarmente come dire, scorbutico, furbo, sarà un ganzo forse. Guardi, ora lei la deve smettere, va bene? La devo smettere, devo lasciare suonare il telefono. E poi prima sua moglie mi ha detto vaffanculo. Prima sua moglie, quando ha risposto la prima volta, mi ha detto vaffanculo. Sì, me l'ha detto. Lei è di molto rincoglionito. Fra lei, no, rincoglionito sarà lei, ha capito? Ma aspetta a rispondere. Ma come si permette? Prima sua moglie mi manda a fare il culo, poi lei e dice che sono rincoglionito. Che ti l'ha mandato il culo? Ma quando l'ha mandato il culo? Certo che mi ha mandato il culo. Senta, molto gentilmente mi ha detto lei vada a fare in culo, dandomi del lei, capito? Senta, dandomi del lei. Vogliamo discutere questa faccenda, ecco, o vogliamo litigare per telefono senza sapere di cosa si litiga? La discutiamo solo se lei non riattacca, però, Io riattacco. Tutte le volte riattacca lei. Allora, le cose stanno così, qui mi squilla il telefono. Sì, a me lo stesso. Io rispondo e sento che c'è lei. Io rispondo e c'è lei. Allora lei vuol dire che lei mi fa degli scherzi stupidi. Bravo! Se lei me lo dice, è uno scherzo, io vabbè, l'accetto, ma me lo dica, lo ammetta. Cosa devo ammettere? Abbia pazienza, che lei... al telefono, rispondo e mi risponde lei e mi sta dicendo che aspetta una telefonata. No, lei mi telefona a me. Mi dice che numero c'ha. Lei telefona e il mio numero non glielo dico e poi il mio numero evidentemente lo sa meglio di me a questo punto, perché lei fa continuamente il mio numero e sua moglie mi ha mandato a fare in culo, mi ha detto vaffanculo. Ma guardi, la mia moglie ci ha mandato il culo. Lei sta proprio canneticando.
Io ci ho mandato in culo. Lei mi ci ha mandato in culo? Io sì, ma la mia moglie no. Ma come si permette di mandarmi in culo, scusi? Ma perché mi sta a rompe coglioni? Ma è lei che sta a rompe coglioni a me, scusi! Oh, vedi, non si può ragionare con le persone che riattaccano subito. Insomma, questa volta è andata un po' più per le lunghe. Pronto? Sì. Cellulare? Che? Cellulare? No. È uscito? Ma che cellulare? No, ho chiesto cellulare? Signora? Non ho capito io. Scusi, ho chiesto cellulare? Pronto? Pronto? Cellulare? Come? Cellulare? Lulare? Sì. E chi è? No, qui... Ma no, lo tiri fuori, no, me lo passi, su, dai, via, andiamo, lo passi, su, non faccia tanto il furbo, me lo passi, su. Me lo passa o no? No, questa è Casa Bianca. Non me ne frega nulla, io voglio allora andare a pigliare il culo. Ma ci vada lei! Pronto? Ma guarda, adesso, ma è incredibile, lo richiamo subito, cellulare. No, lo richiamo, ma guarda poi, in culo perché ho chiesto di lulare, ma non capisco. Ho chiesto di lulare, uno che si chiama lulare, e non me lo può passare. È duro. E l'ho richiamato, ma guarda un pochino. Mi dica! Cellulare? Qui si è bianco. No, non faccia tanti furbo, mi passi lulare, subito, immediatamente, me lo passi? E io glielo ributto giù, ha capito? Ma lei mi ha mandato a fare in culo prima. E io ce lo rimando ancora. No, lei ritiri quello che ha detto. Allora lo ritiro e vado a quel paese. Va bene? Io ho da mangiare. Ha cambiato formula? Sì, vado a quel paese. Senta, cellulare? Me lo passi. Hai visto, ha cambiato formula da vaffanculo vado a quel paese. No, io preferivo vaffanculo, infatti lo richiamo. Già, mi leva il culo e mi mette in paese, già benino. No, sembra facile, dice si cambia formula, si rimedia tutto. No, poverino, la da mangiare, ma chi se ne frega? Cellulare? Non so se c'è o non c'è, ma che ne so. Hai visto cosa ha fatto? Tra, quindi non possiamo andare avanti, per carità di Dio, lasciamolo stare, lasciamolo mangiare, ci mancherebbe altro, ma figurati, da mangiare, sembra che mangiare sia la cosa più importante del mondo, il mangiare è sacro, stare a tavola, e per carità di Dio, tutto tempo perso, dai, ma sì, mangiare alla svelta, per necessità, via, andiamo, facciamo, viviamo la nostra vita. Pronto? Sì? C'è Triolo? Come? C'è Triolo? Guardi, ha sbagliato. No, come? Scusi, mi hanno dato questo numero, ma non c'è? È uscito? Ma guardi che qui... Sì, non c'è Triolo? No? Come non c'è Triolo? Via, signora, me lo... Qui Triolo non c'è. Pronto? Pronto, Ciondoloni? Pronto? Signora? Chi è? Chi parla? Appunto, sono il signor Reggipetto, vorrei parlare con la signora Ciondoloni. Ah, sì, è? È lei? Quanto è intelligente e furbo, Signora, guardi. la volevo tirare un po' su, proprio, signora. Guardi, non ho bisogno, grazie. Ma come non ha bisogno, signora? La spazza la cucina o le ciocce, signora? Vabbè, insomma, povera donna, non ha bisogno il Reggipetto. Pensate, ma andiamo. Allora, ho colpito laddove il dente della signora doleva, anzi il capezzo. A questo punto io non ho più tempo per fare altre cose. Voglio solamente ricordarvi una cosa molto bella, molto carina, che succede oggi pomeriggio esattamente. Merda? Merda? No, merda sei te allora. Come? No, io non mi chiamo così. E io mi chiamo così? Ma che ne so, c'è una famiglia merda. E lei è una famiglia merda? Io no. Scusi, perché dice che sono merda io? E allora perché dice merda a me? No, ma non ho detto merda a lei, io chiedevo merda, cioè io conosco una famiglia merda, io devo chiamare la famiglia merda, è lei? Io non sono, abbia pazienza. Ma scusi, lei non è merda? Io no. Ma allora questo numero di chi è, scusi? Ma abbia pazienza. Lo sapete voi altri, lo devo sapere io? Ma cos'è? Io ho chiesto molto gentilmente merda e lei dice merda sarà lei. Oh, calma signora, perché scusi, io non mi chiamo merda e non sono merda. Ma nemmeno io. Ma è sicura? Certo. Ma certo, lei scusi, avrà un altro cognome. Scusi, si chiamerà Cacca. C'era l'H? Pronto? Chi è? C'era l'H? Chi è che parla?
No, niente, sono io. Mi può passare Ralacca? No, qui non c'è l'H. No, non l'H, Ralacca. Io ho chiesto, c'è Ralacca? Ma qui ha sbagliato il numero. No, sono il signor Sigillo. Sì, sigilliti il culo. Come sigilliti? Come sigilliti? Culo andava bene, ma sigilliti no? Sai, si piglia il sigillo, poi la Ralacca, pum, si fa... Pronto? Ma pronto? Sì. Sì, pronto? Sì. Sì, una sega. Mi parli vivacemente, mi sembra morto lei. Mi dica, sì. Ascolti. No, ascolti lei, Naccherino, calma, Calma, Lei si calmi subito, perché io ho i nervi a fior di pelle, ha capito? Mi fa piacere. No, e lei? Sì, con quell'aria a giramento di palle, Calma, Va bene? Chiaro? Ha capito? Devo aspettare parecchio? No, lei deve aspettare quanto dico io, va bene? Va bene. Sia ben chiaro. Ecco, perché lei non ha il diritto di rispondere sì, così. Vita. C'è Michela? No. C'è Michela? No. No. No, più, deve rispondere prima. C'è No. Michela? No. No, aspetti, un attimo, 1, 2, 3. C'è Michela? No. No, troppo tardi. No. No. 1, 2, 3. Oh. Oh. Ho detto. C'è Michela? No. No, subito. 1, 2, 3. C'è Michela? No. Ancora prima. 1, 2, 3. No. No, ancora prima. 1, 2, 3. C'è Michela? No. Oh. Ma stai ritardando, stai perdendo colpi. Allora, c'è Michela? No. C'è Michela? No. C'è Michela? Andiamo, Sì. andavi tanto. Sì, passamela allora, via. Ecco Michela. Pronto? Sì. Michela? Sì. Ciao Michela, come stai? Da quando ti ho vista io non capisco più nulla. Il mio mondo è cambiato. Davvero, Michela, sei bellissima. Michela? Tu cosa pensi di me? Michela? Che c'è? Michela, cosa hai fatto? Michela, ti senti male? Non sarai mica incinta, eh? Hai la nausea? Michela? Lo so che l'ultima volta non ho usato il profilattico, Michela. Non vorrei però aver fatto una cazzata. Michela? Michela, ti stai masturbando, di la verità, Vergogna, Insomma, meglio farle in due queste cose, no? Michela? Sì, prendila. Lesta. Dai. Lesta, prendila. Che io piglio di qua. Tira di là, io tiro di qua. Michela? Pronto? Che c'è? Sì, sono in linea, Prego. Michela, per piacere, come stai? Ma per favore non rispondevi. Pensavo ti fossi sentita male, Michela. Pronto, Michela? Sì. Sì. Ha preso di là? Sì. Quell'altra? Sì, nel culo. Nel culo? Sì. Ma mi dispiace, ma non sono stato io. Qualcuno l'ha preso nel culo. Io non sono stato io. No. Gli ho detto tante volte a Michela, ma non ha mai voluto e non so perché, ma insomma io peccato. Vero? Dai, continua. Scommetto che c'è il telefono sotto controllo. No, meglio. Meglio? Continua. Scommetto che stai registrando questa telefonata. No. Scommetto che c'è un'altra persona che sta ascoltando sull'altra linea. No. Scommetto che tu non sei Michela. No. Sei Michela? Uh-huh. Ma che fai? Stai cacando? Cosa stai facendo? Mo. Dai, su. Su che? Avanti. Avanti? Entro? Dai, vieni. Eccomi. Ci sono. Come va? Lo sai che sei un tipo strano? Lo sai che tu sei strano? Mo. Prima parlavi di più, però. No, l'importante è parli te. Sì, è vero. È vero. C'ho una bella voce. Sì. Non c'è niente da fare.
Sì, però se non dici niente io riattacco, capito? No, non mi diverto più. No, guarda. Prova. 3, 2, 1, bling. Non penso basti. Ciao. Pronto? Pronto? Sì? C'è Vilma? Chi lo desidera? Lei che parla col boccone in bocca, scusi? No. No, lei risponde al telefono col boccone in bocca, no, me lo dica, Ma scusi, ma che cazzo è lei? No, un momento, cazzo, guarda, io non ho detto... Al telefono aggredisce. No, io non aggredisco, lei dice cazzo e risponde col boccone in bocca, che è una cosa piuttosto disdicevole. Il boccone in bocca? Allora c'ha qualche cosa in bocca, cosa ha in bocca? Il cazzo che mi pare. Ah, c'è il cazzo, allora lo dica subito, c'è il cazzo in bocca, lo dica, scusi, Ma non lo so io, c'ho quel cazzo. Scusa. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete